Si sono ultimate le sgambature relative alla quinta corsa dell'Arcoveggio, una prova molto interessante con cavalli anziani in pista. Sono in 4 a giocarsi il ruolo di cavalli più attesi, con l'uno Brigitte Rock e Roberto Vecchione. Una buona partitrice, cercherà di rimanere subito in posizione. Poi Brooklyn Lux con VP dell'Annunziata, strepitosa l'ultima prestazione milanese in una tris. Poi Apple Wise S, super giocata in apertura di contrattazioni con Antonio Di Nardo. Allieva di Gennaro Casillo rientra dopo un periodo in Francia alla corte di Fabrice Soulois non troppo fruttuoso. E poi 4 di Suertes Cage con Alessandro Gocciadoro, soggetto classico, soggetto sicuramente di grosse chance oggi. Toglie i 4 ferri, numero esterno alle 3 partitrici, però sicuramente lo costringerà a una corsa di rimessa per completare il campo con il 5 Zeno del Ronco con Felice Facci, un gran passista, il 6 Uma Dasti, Franco Ferrero. L'allineamento è completato e l'autostart prende velocità, alta velocità, per lasciare questi ottimi partitori. E Brooklyn Lux cerca di contenere Apple Wise S e Suertes Cage. Apple Wise attacca Brooklyn Lux che cerca di difendere lo steccato. Insiste Apple Wise all'attacco di Brooklyn Lux e alla fine passa, mentre ha sbagliato Uma Dasti. In terza posizione Suertes Cage, poi Brigitte Rock e quindi Zeno del Ronco. Fila indiana dopo 150 metri, 13,6 il lancio. E ora Apple Wise S rallenta drasticamente il ritmo. Se nessuno andrà di fuori, sicuramente la corsa si è messa molto bene per Antonio Di Nardo, che ha preso la testa e ha già rallentato. 29,5 per i primi 400 metri di corsa. Muove le acque Zeno del Ronco, che va subito all'esterno, a spesa zero si porta sulla testa della corsa, non ha strappato a partire e adesso si è portato subito sui primi 46,5, però i primi 600 metri per Apple Wise S, che ha a destra Zeno del Ronco, il quale non ha interesse ad accelerare. E in scia quest'ultimo c'è Brigitte Rock. Brooklyn Lux è chiusa alla corda e precede Suertes Cage 1, 2 e 6 per i primi 800 metri di corsa. Un Apple Wise S che può passeggiare all'avanguardia. Zeno del Ronco non attacca al largo, Brigitte Rock attende in pariglia. Brooklyn Lux deve subire gli eventi alla corda, così come Suertes Cage 1,18,8 il chilometro. Apple Wise, Zeno del Ronco, Brigitte Rock in pariglia, Brooklyn Lux alla corda e Suertes Cage 15,3 la dritta di là. Apple Wise S in chiara evidenza, Zeno del Ronco per il momento non riesce a far male all'esterno. E così Antonio Di Nardo avrà solo il problema open stretch a 200 dalla conclusione. Apple Wise S entra in retta d'arrivo in vantaggio, cerca di allungare secca da Zeno del Ronco e da Brigitte Rock che viene in mezzo alla pista. Apple Wise AS che vince in maniera facilissima, mentre per il secondo posto Zeno del Ronco forse contiene Brigitte Rock. Sono molto vicini i due. 1,16 il ragguaglio cronometrico, 28,4 la chiusa. Successo facilissimo una volta presa la testa per Apple Wise S, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per la scuderia Altea. Da rivedere ovviamente nelle immagini per il secondo posto, con Zeno del Ronco che se l'è fatta tutta di fuori e Brigitte Rock che è scattata al largo. Zeno del Ronco dovrebbe essersi salvato per il secondo posto. Il successo di Apple Wise S, Antonio Di Nardo.